Sesta corsa dall'Arcoveggio, categoria ED sul miglio. In 9 al via lo schieramento 1 Rasabax, 201 MMG, 3 Tempest Treb, 4 Uragano del Pino, 5 Uragano dei Lady, 6 Uganeo Jet, seconda linea, 7 Raissa Sere, 8 Rugiada SMS, 9 Tritone Lux, favore in chiusura per Uganeo Jet numero 6 Davide Nuti, alternativa principale Uragano dei Lady e Tritone Lux vicinissimi nella valutazione, macchina intanto che stacca con la partenza che vede protagonisti Tempest Treb, all'esterno Uragano del Pino e Uragano dei Lady, i tre in linea praticamente all'attacco della piegata con Tempest Treb che rientra agli avversari, cerca di accodarsi in seconda posizione Uragano del Pino e lo fa davanti a Rasabax, mentre all'esterno rimane Uragano dei Lady. 14 secco il passaggio ai 200, insiste Uragano dei Lady, va su Tempest Treb e ottiene strada in meno di 400 metri. C'è spesa, ma ora Uragano dei Lady è in vantaggio, 28,5 i primi 400 con Alessandro Muretti che ha forzato e ora conduce, mentre all'esterno 01 MMG si trascina Uganeo Jet, mentre in coda segue Tritone Lux. 43,6 passaggio ai 600, c'è stata andatura sicuramente in questo, sicuramente nel primo quarto di gara, poi continua comunque a viaggiare di lena il battistrada che completa in 58,4 i primi 800 di gara, cerca di spostare ora in terza ruota Uganeo Jet, ma è sempre nettamente in vantaggio Uragano dei Lady quando siamo al chilometro in 1,13,7. All'esterno c'è Uragano del Pino che ha spostato a sua volta, mentre non segue il ritmo al momento Tempest Treb. Rasabax anticipa Uganeo Jet, siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione con l'attacco deciso di Uragano del Pino a Uragano dei Lady, due Uragano che si presentano in vantaggio a metà della curva conclusiva con un Uragano del Pino che è passato e ora si fa luce anche dalle retrovie Tritone Lux, anticipato da Uganeo Jet, retta d'arrivo con Uragano del Pino in testa. A 100 dalla conclusione, deve vedersela ancora con Uganeo Jet, ma a buon margine di vantaggio. Finisce ancora bene Uragano del Pino che viene a vincere con Marco Stefani in sediolo, al secondo è Uganeo Jet. Al terzo chiude Tritone Lux, 1,13,5 con 29,7 a chiudere. Il successo per Uragano del Pino, Marco Stefani in salchi. Per il training di Nicola Bortolotti, la quota di 7,22 al totalizzatore. Rivediamo le immagini degli ultimi 50 metri di gara. Marco Stefani che controlla la situazione dopo aver superato Uragano dei Lady in calo sull'ultima curva. Controlla e vince su Uganeo Jet che è buon secondo. Al terzo chiude Tritone Lux.